Non tutti sanno che Pieve di Soligo può vantare il campione italiano 2018 di foot golf. Per conoscerlo siamo venuti in questo splendido golf club qui ad Asolo. Come ti è venuta la passione per il foot golf? È nato tutto per caso, ho visto sui social ancora 4 anni fa delle foto, dei post di questo sport e ho avuto la possibilità di andare a giocare nel primo torneo più vicino qua in zona ed è stato subito amore vero. Secondo me è un 50 un 50, avere un buon piede, un buon calcio aiuta, però alla fine anche la testa è molto importante, soprattutto magari quando sbagli una buca, essere bravi a resettare l'errore e andare avanti col proseguo della gara in serenità, perché se ti porti avanti lo sbaglio non è più finita e sbaglierai sicuramente anche la prossima buca. Ho iniziato subito con delle belle prestazioni e ho visto che comunque la base del buon piede c'era, infatti a calcio poca corsa, però le punizioni erano tutte mie e molte entravano in rete. E poi man mano con la continuità di giocare, più giochi più migliori, sono arrivate anche le prime vittorie di tappa in ambito nazionale, fino ad arrivare alla vittoria del campionato italiano 2018 al photo finish all'ultima gara a Gavorrano. Adesso si punta a crescere, quest'anno è stato il primo anno importante in cui abbiamo già ottenuto grandi risultati e speriamo di andare sempre meglio. Riesco a portare avanti lo studio e anche il calcio, che comunque è il mio primo sport, e riesco a fare tutto e quest'anno è andata più che bene a quanto pare, avendo vinto il titolo italiano e essendo riuscita a portare avanti comunque tutte le domeniche la partita del calcio e ottimi risultati a scuola, direi che va benissimo. Oggi eravamo qui col nostro campione italiano 2018 Marco Pavan e abbiamo fatto un po' di allenamento, ci siamo divertiti. Niente che dire di questa stagione, per me è abbastanza importante perché sono riuscito come senior a qualificarmi per andare a Marrakesh e quindi sfruttiamo questa cosa. Speravo un po' meglio, però alla fine va bene così. Andiamo in compagnia di Marco Pavan, Yuri Piovesan, Ivan Camerin, Marco Caverzan. Purtroppo Gaia Chies probabilmente non può venire perché è minorenne, vabbè, ci stiamo battendo per questo e speriamo di raggiungere l'obiettivo, così andiamo via in 7 invece che in 6. Quest'anno Treviso festeggia i 5 anni campioni d'Italia, sono stati 5 anni consecutivi dove oltre ai titoli di club si sono alternati anche i nostri giocatori a livello individuale, a partire da Marco Trentin, passando per Marco Caverzan e finendo a Marco Pavan. Il mondiale alle porte ci saremo, per quanto riguarda Treviso saremo in 6, la spedizione di Treviso, l'ultimo appena qualificato, l'ultimo respiro è Flavio Brescacin e rappresenteremo l'Italia e saremo appunto 6 dei 30 giocatori che andranno a Marrakesh questo prossimo dicembre. Questo sport che unisce la passione del calcio con l'eleganza del golf può avere un grande futuro? Beh, oltre a augurarcelo, ne siamo convinti, sta crescendo anno dopo anno, i numeri parlano abbastanza chiaro, a livello italiano ormai siamo oltre i 3.000 praticanti e siamo passati in meno di 2 anni da un migliaio scarso oltre i 3.000, quindi sicuramente sì.